Cyberlion o Cybership, il TikTok dell'adolescente nell'area virtuale. Questo è il tema di un convegno svoltosi presso l'Istituto Fermi di Aragona nell'ambito delle iniziative sul bullismo e che ha visto la qualificata presenza dei relatori che si sono intrattenuti sul tema con gli alunni presenti, come Cinzia Amoroso, pedagogista, la docente Maria Portella, il professore Giuseppe Callea, alla presenza della dirigente scolastica Elisa Casalicchio. Oggi, come sappiamo, è la giornata che è stata dedicata dalla Commissione europea come giornata mondiale per la sicurezza in rete, e quindi anche l'Istituto Fermi in questo momento, così come ogni anno d'altronde, ha partecipato a questa iniziativa. Sono state dedicate 2 giornate, ieri e oggi, perché quello che è l'obiettivo fondamentale di questa giornata, e a cui evidentemente anche l'Istituto Fermi aderisce, è quello di cercare in tutti i modi di sensibilizzare i nostri ragazzi ad un uso più consapevole per quanto riguarda le tecnologie. È chiaro che la scuola, come agenzia privilegiata per l'educazione, deve intervenire, così come lo devono fare anche le famiglie, in modo tale da educare questi ragazzi ad un approccio veramente ragionato e critico per l'utilizzo di queste nuove strumentazioni tecnologiche, perché ci siamo resi conto che in una società qual è quella nostra attuale, che viene dichiarata una società liquida dove l'apparire è più importante dell'essere, è normale che questi ragazzini devono essere guidati nel miglior modo possibile. La preside Elisa Casalicchio insieme al professore Callea e la professoressa Portella hanno deciso benissimo, oltre a tutto l'istituto, di organizzare questa attività proprio perché oggi internet ha un'importanza molto presente nelle nostre vite. Tra l'altro, con questa innovazione anche del mondo didattico, con la DAD, lo smart working e questa generazione sempre interconnessa, è molto importante anche capire come i giovani si devono muovere in queste distanze, ma anche con l'uso della privacy e anche le nuove dipendenze che sono correlate a internet e al mondo dei social. Tra l'altro abbiamo coinvolto tutto l'istituto, in parte pochissimissimi in presenza, ma poi tutti connessi nelle proprie classi, proprio affinché tutto arrivasse a tutti. Ecco, che consigli dare magari a chi ci vede? Sì, è stato bellissimo oggi perché abbiamo parlato se essere Cyber Lion o Cyber Ship, proprio nell'interconnessione con internet. È meglio essere un leone e dominare la propria giungla nel mondo virtuale, o essere pecora, cioè uno tra tanti, e quindi invadere anche ciò che è la bellezza della vita nel mondo di tutti i giorni. Quindi è meglio oggi utilizzare internet con consapevolezza, parsimonia e darsi alla vita e alle relazioni della vita, oppure chiudersi in quello che è il mondo virtuale ed emarginarsi dal resto della società. Questo oggi è molto importante. La scuola oggi, in particolare con a capo la preside Casalicchio, ci tiene a trasmettere questo messaggio ai giovani, che forse si stanno chiudendo sempre in più, perdendo anche pezzi della loro emotività, della loro identità e della loro socializzazione, che oggi, come sappiamo, purtroppo viene sempre meno messa in luce. Ecco, un consuntivo sull'orientamento, sull'iscrizione al nuovo anno scolastico, come è andata, Presidente? Allora, diciamo che siamo veramente contenti perché le iscrizioni sono andate bene, quindi sempre più famiglie affidano i figli al nostro istituto, forse perché il nostro istituto, è vero, è una realtà di eccellenza nel territorio agrigentino e riesce a formare questi ragazzi dal punto di vista delle competenze e dal punto di vista anche delle professionalità. D'altronde diciamo che la nostra realtà è una realtà abbastanza variegata, abbiamo 9 indirizzi attivi, 5 sono gli indirizzi del tecnico e 4 gli indirizzi del professionale. Sono indirizzi diversi tra di loro, che vanno dalla tecnologia, vanno anche ai servizi sociali, alla chimica, alla meccanica, l'odontotecnico, l'ottica e così via. Però in realtà una cosa comune a tutti questi indirizzi del nostro istituto, che è quello di riuscire a formare questi ragazzi e a prepararli in una doppia direzione. Da un lato sostanzialmente possono iscriversi a qualunque facoltà universitaria e quindi proseguire negli studi, ma anche offrire delle soluzioni concrete del lavoro per potersi mettere nel mondo del lavoro e quindi inserirsi adeguatamente in questo settore. Quindi diciamo che il Fermi è un istituto tecnologico, un istituto all'avanguardia, al passo con i tempi, ma non dobbiamo dimenticare che è anche un istituto inclusivo, un istituto che tiene in debita considerazione anche i più deboli, ma nello stesso tempo anche valorizza le eccellenze. L'Istituto Fermi è radicato anche nel territorio agrigentino con
con diverse sedi, tra cui una di Favara, dove c'è un indirizzo importante per chi studia, per chi lavora e vuole ottenere il suo riconoscimento formativo con il corso serale. Preside. Sì, come l'Istituto Fermi si articola in 3 sedi, una è ad Aragona, una a Racalmuto e un'altra a Favara. A Favara abbiamo anche un corso serale per dare la possibilità a quanti non hanno potuto proseguire negli studi di intraprendere e di nuovo, diciamo, reinventarsi e quindi inserirsi nel mondo del lavoro. Abbiamo 2 indirizzi attivi nel serale, uno che è quello della manutenzione e un altro che è quello dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale.